Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, operatore esoterico dal 1979, visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 33 7 59 22 14, se vuoi il tuo oroscopo personalizzato sulla tua data di nascita, il costo è di 10 euro, saprai ogni settimana quello che ti succede meno. Speciale oroscopo del mese di settembre 2019. Ariete. Cari amici dell'Ariete, Venere nella Vergine, non vi farà la vita facile. Infatti, le vostre decisioni sorprenderanno a più di uno. I tempi cambiano, non lasciatevi andare. L'inizio del mese sarà memorabile, una persona molto cara ritornerà a far parte della vostra vita. Avrete una reazione straordinaria. Il mese di settembre è sinonimo di piacere e soddisfazione, e non sarà tutto qui, visto che intorno al 16, alcuni ostacoli spariranno. L'amicizia è al centro delle vostre priorità. Non rifiutate nessun invito. Le buone relazioni e belle conversazioni vi faranno stare bene. Durante tutto questo mese, l'opportunità di essere più produttivi si moltiplicherà. Avete delle buone amicizie e potete contare su di loro per tirarvi su il morale. In vista, bellissimi incontri sociali e sentimentali. Panorama sentimentale. Marte nel segno della Vergine vi dà la possibilità di concludere delle situazioni. Verso il 9 di settembre, le cose si accelerano, se siete stati pazienti sarete premiati. L'amore è una delle vostre priorità, sia se siete single o meno. Giove nel Sagittario vi spinge a proteggervi. Alla fine del mese troverete delle soluzioni. Con il Sole e Venere nel segno della Vergine, dovreste essere capaci di togliervi facilmente da situazioni difficili. La gente conta su di voi, anche se questo non sembrerebbe una cosa comune per voi. Sta iniziando un nuovo periodo, prendete l'occasione al volo. Toro. Urano nel Toro vi spinge a dire e fare cose che altrimenti non avreste mai avuto il coraggio di dire. Andrà tutto bene dal momento in cui vi esprimete ignorando la pillola, altrimenti i rapporti si complicheranno. Dal 5 settembre la vostra situazione in amore diventa più seria, è in questo momento che dovrete farla diventare realtà. Ci potrebbe essere un fidanzamento o una proposta di matrimonio. Il vostro futuro emozionale prenderà un indirizzo inaspettato. Senza esservene resi conto, avete avuto sempre la soluzione del vostro destino in amore tra le vostre mani. In famiglia avete il comando della situazione, non è il momento per lasciar decantare alcun malinteso. Durante questo mese le amicizie vanno e vengono. Alcune volte avrete il desiderio di stare con i vostri amici, altre preferite starvene da soli ed occuparvi dei vostri affari. Professionalmente, un nuovo ciclo porterà con sé cambi imprevisti. Mostrate la vostra creatività per ottenere gli elogi dei superiori. Panorama sentimentale. Se siete indecisi fra due persone, Venere nella Vergine vi aiuta a scegliere senza deviare o perdere il senso delle vostre priorità. Se vi chiedono di cambiare di opinione, rifiutate senza fare eccezioni. A metà settembre una nuova storia d'amore, cari amici del Toro, vi si propone. Vecchie decisioni riemergono, il passato vi gioca brutti scherzi. Gemelli. L'amore fa capovolgere il cuore dei gemelli. In amore, sembrerebbe che state inventando delle scuse per non rivelare i vostri sentimenti. Fortunatamente qualcuno con un buon consiglio vi dissuade. Anche se non ci credete troppo, piano piano, la vostra situazione in amore attraverserà per una nuova tappa. Verso la metà del mese, ci sarà una evoluzione emotiva duratura. Per dimostrare chi siete, concentratevi all'introspezione, vi funzionerà bene. Le vostre scelte professionali non interferiranno con la vostra privacy. Le preoccupazioni nel lavoro potranno farvi dimenticare di riposarvi. Grazie all'intervento di Marte nella Vergine, l'ambiente familiare rimane tranquillo, comunque, alcune situazioni vi riportano ad affrontare dei conflitti. Non rimuginate sugli eventi del passato, passate pagina. Settembre sarà il mese della riconciliazione. Panorama sentimentale. La combinazione Sole-Marte, porta allegria e tranquillità. Avrete successo dove avete già sbagliato.
Le stelle creeranno delle discussioni in amore. Questo è il momento per farvi coraggio. Un consiglio: concentratevi sul dialogo, se create un ambiente che vi dà fiducia, risparmierete del tempo. Cancro. Dall'inizio del mese, Marte in opposizione a Nettuno crea dei conflitti. Il Cancro non è per i piccoli regolamenti. Difenderete le vostre idee con le unghie e con i denti, anche rimettendoci delle persone. Non esiterete ad usare diverse tattiche per compiere le vostre mete personali, professionali, e di coppia. Quando si tratta dell'amore, capire le cose vi rende fiduciosi. Evitate i colpi bassi per ottenere quello che volete, soffrirete di più di quello che guadagnerete. Arrivano grandi cambiamenti verso la metà del mese sotto lo sguardo vigile di Giove. Dovete imparare ad ascoltare le vostre intuizioni, perché così risolverete la vostra vita quotidiana durante le prime 3 settimane. Per risparmiare tempo, date priorità alla comunicazione. Questo mese gli amici vorranno la vostra compagnia. Incontrerete molta gente, anche nuovi amici. Non vi annoierete affatto. Panorama sentimentale. Per prendere le redini dei vostri rapporti romantici, dovrete imparare a reinventarvi. Fate caso ai consigli che vi danno la vostra famiglia e gli amici. Non siate testardi. Mercurio in casa 8, vi spinge a superare possibili paure. Se qualcuno vi piace, seducetelo invece di aspettare che siano gli altri a dare il primo passo. Leone. È probabile che Saturno vi blocchi mentre cercate la perfezione. Questo mese, smettetela con l'eccessività e date importanza alle vere sensazioni. Per approfittare bene alcune situazioni, mostrate il vostro lato migliore, ma cercate di essere autentici, senza nascondervi dietro una maschera. L'associazione Sole-Mercurio vi offre l'opportunità di avverare un vostro progetto. Cercate di non volere tutto e subito anche se ciò che è in gioco è molto attraente. Non siate ingenui, aspettate ad avere delle prove, non rischiate senza essere sicuri. I rapporti familiari sono in prima linea, preferite avvalervi dei vostri parenti più che dei vostri amici. Delle situazioni familiari potrebbero interrompere dei progetti in corso. Non siate impulsivi e comportatevi con saggezza analizzando le circostanze. Durante la 4ª settimana avrete delle soddisfazioni impreviste in vari settori. Panorama sentimentale. Provate a convivere. Venere vi invita al romanticismo. All'inizio del mese sentirete la necessità di dimostrare al vostro partner il desiderio di compromettervi. Fate lavorare il vostro cuore. La comunicazione romantica vi si addice. Prendete l'iniziativa e vi sentirete meglio. Vergine. Marte nel vostro segno, dà una visione globale di quale sarà la tendenza di questo mese. Avrete sempre meno argomenti di cui vi interesserete. Penserete bene alle cose prima di agire. Questo mese favorisce chi ha voglia di creare, diventare indipendente oppure iniziare un nuovo progetto. Siete in un momento della vita in cui avete bisogno di organizzarvi, e non solo. Questo è il mese ideale anche per gestire la vostra amministrazione, mettete a posto e organizzate i vostri documenti. I rapporti vanno bene. Mantenetevi sempre informati sui vostri cari. Per quanto riguarda la famiglia, le discussioni sono sulla buona strada, se avete in progetto un viaggio vigente, si realizzerà prima del previsto. Comunque, per quanto riguarda l'area professionale, potrebbero esserci alcuni intoppi ma niente di serio. Come bravi virginiani, vi prendete molta cura dei vostri amici. Panorama sentimentale. Possiamo dire che questo mese ci sono molte possibilità di voler aumentare la vostra voglia di tenerezza. I rapporti in amore saranno onesti e molto sinceri, circondati da una dolce atmosfera veneriana. Sotto questa vergine romantica, darete molta importanza al vostro partner e le sue aspettative. Questo è un segnale che esiste della confidenza, ed è arrivato il momento per avere fiducia. Bilancia. Marte nella Vergine vi permetterà di concludere un progetto. Il mese comincia alla grande. La vostra grande capacità di osservazione vi permette di non commettere errori. Se la vostra meta è liberarvi dal peso che avete sulle spalle, troverete aiuto nelle vostre amicizie. Non siate impazienti,
Su questo fronte, Uranio vi è antagonista, invece di contestare chi vi vuole bene, concedetegli il beneficio del dubbio. Tutto si accelera per il 5 settembre, avrete 1000 attività. L'amore prende il volo, il vostro cuore diventa più affabile, migliorerà anche la vostra attività professionale. Intorno al 24 settembre, sentirete un rallentamento per un abbassamento di energia, niente di serio, vi riprenderete subito. Durante il mese saranno i vostri hobby vi rilasseranno, e se non ne avete uno, cercherete le vostre amicizie per distrarvi. Panorama sentimentale. La vostra vita in amore non avrà censure, e ci prenderete gusto. Dal 3 settembre, una raffica di libertà soffierà su di voi. Marte vi sorveglia mentre affrontate delle difficoltà, non vi perdete d'animo, affrontate il problema con grande coraggio. Durante il mese regna l'imprevedibilità. Scorpione. Sin dall'inizio del mese, ci saranno dei cambiamenti ed evoluzioni. Avrete delle priorità da sistemare. Troverete il tempo per farlo. La luna nello Scorpione vi spinge a difendervi, se vi continuano a infastidire, arrabbiatevi. L'effetto che ha Plutone nel Capricorno vi aiuta a tranquillizzarvi. Finita la follia, l'unica cosa da fare è fare pulizia intorno a voi, sia nel personale, che nell'amicizia e quant'altro. Prendere precauzioni vi permette di iniziare con prosperità, in effetti questa è una rinnovazione, iniziando dal 16 settembre, vi saranno offerte molte opportunità. L'area dell'amore si presenta promettente. In quella professionale alcune perturbazioni faranno sorgere nuove speranze. Avete il controllo della situazione, e dovreste esserne orgogliosi. Panorama sentimentale. Il vostro successo eccederà le vostre aspettative. Appena qualcuno vi parla di compromessi, la parola amore assume tutto il suo significato. Preferite la stabilità alla spensieratezza. Vi siete beneficiati e adesso state cercando un equilibrio nella vostra vita romantica. Appena diventerete fiduciosi vedrete come i vostri problemi svaniranno, come la neve sotto il sole. Questo mese l'amore prenderà forza. Sagittario. Un po' di sforzo e pazienza vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Nettuno nel Pesci vi farà perdere del tempo, ma sicuramente vi aiuterà ad andare avanti nei vostri progetti nei prossimi mesi. Gli influssi astrali non sono negativi, è soltanto che il momento non è giusto per intraprendere, creare, o fare dei progetti a lungo termine. Verso il 9 settembre, il modo di gestire i vostri rapporti sentimentali cambierà e si svilupperà. Preferite essere prudenti, ed osservare bene prima di agire impulsivamente. Come risultato i cambi positivi arriveranno più velocemente. Intorno al 15 settembre, l'energia positiva e un buon senso dell'organizzazione vi aiuteranno a capire una situazione che vi sta a cuore da molto tempo. Prendendovi il tempo per vivere la vostra vita, capirete molto, e imparerete molto di voi stessi. Non solo state difendendo i vostri interessi, ma state anche lottando per una buona causa. In famiglia, i rapporti sono più stretti, condividerete dei bellissimi momenti. Panorama sentimentale. Le stelle vi accompagnano rendendo la vostra situazione romantica dolce e generosa. L'inizio del mese avrete successo visto che anche l'amore andrà alla grande. Avete a portata di mano tutto quello che avete bisogno per portare avanti la vostra carriera e il vostro rapporto sentimentale. Siete innovatori. Potete dire addio alla routine. Capricorno. Plutone nel vostro segno vi porta delle belle sorprese ma state attenti alla controparte. Se i vostri nervi venissero messi sotto torchio, avreste meno possibilità di scelta. Questo mese, cari capricorniani, i flussi astrali sono al massimo, e dovrete sopportarlo. Se ci dovessero essere degli ostacoli, non mollate, potrebbe essere una prova, siate forti. Supererete le difficoltà prendendo l'energia positiva dalle vostre persone care. Verso il 22 settembre, ritornerà la calma, i tempi si stringeranno, i vostri rapporti stanno diventando più costruttivi e anche i passi che state intraprendendo. Sono in ballo forti emozioni e sentimenti. Nell'area sentimentale, metterete in atto delle strategie per avvicinarvi a qualcuno. L'amore vi sorriderà per il semplice motivo che tutto lo sforzo che avete fatto non sarà invano.
Panorama sentimentale. Dal momento in cui deciderete di prendere le redini della situazione, tutto schiarirà. Dal 4 al 9 settembre, quando avrete a che fare con assunti del cuore, lasciate che le cose vadano come devono andare senza interferire. Marte nella Vergine influisce nelle emozioni, e la situazione si chiarirà solo intorno al 13 settembre. Se state aspettando delle risposte, ne riceverete alcune. Alla fine del mese, i sentimenti d'amore raggiungeranno il loro apice. Acquario. Questo mese i vostri amici non vi daranno tregua. Non potrete dire di essere da soli. Avrete delle conversazioni costruttive, i progetti avanzano, e la vostra creatività viene stimolata grazie agli influssi positivi delle stelle. Azzardatevi senza limitarvi, per quanto riguarda i sentimenti, permettetevi un po' di fantasia. Urano vi dà la possibilità di avere un rapporto, con qualcuno che conoscete già oppure qualcuno che avete appena incontrato. Analizzerete diverse riflessioni, farete delle scelte con rispetto ad esperienze del passato, comunque, una sola cosa vi passerà per la testa: non fare gli stessi errori. Piano piano avanzerete verso una situazione più serena e privilegiata. Professionalmente, ci saranno piccoli ritardi intorno al 23, un progetto potrebbe essere messo in secondo piano. Ci sarà una bellissima atmosfera familiare durante tutto il mese. Panorama sentimentale. Normalmente si dice degli acquariani, che non siete molto romantici. Provate il contrario dimostrando i vostri sentimenti con azioni piene di dolcezza, e fate vedere che quello che si dice di voi non è vero. Questo mese la passione e la ragione sono perfettamente sintonizzate. Smascheratevi in piena luce del giorno. Pesci. All'inizio del mese, l'influsso di Nettuno nel vostro segno vi riempirà di idee originali e vi incoraggia a prendere nuovi percorsi. I vostri desideri saranno soddisfatti sia nell'ambito personale che in quello emozionale. È come se il momento per avverare tutti i vostri desideri sia arrivato. Il progetto più difficile si realizzerà. Sarete circondati da un'energia creativa. Godetevela. L'arte farà parte del vostro mezzo di espressione che vi caratterizza. Riesaminerete al minimo dettaglio, la famiglia, gli amici e l'amore. Le persone nate sotto il segno del Pesci sono invitate a rinnovarsi. Una bellissima atmosfera guida i vostri obiettivi. Avrete una gran curiosità e voglia di imparare. A volte vi mancherà la fiducia in voi stessi, ma riuscirete ugualmente a superare i dubbi e la paura di sbagliare. Niente potrà frenare l'impeto e il dinamismo generato dagli scorpori positivi. Panorama sentimentale. Intorno all'8 settembre, la casa dell'amore sarà in fase evolutiva. Può darsi che stavate vivendo un momento difficile nel vostro rapporto e adesso tutto è a posto, oppure il vostro rapporto sta migliorando di nuovo grazie a dei progetti di compromesso come fidanzamenti, matrimoni o gravidanza. L'orizzonte dell'amore, per quelli nati sotto il segno del Pesci si illuminerà. Non lasciatevi scappare l'opportunità.